L'emergenza carceri c'è ancora adesso e non si possono chiudere gli occhi davanti a dati drammatici. Questo è il grido di allarme lanciato dai massimi vertici sindacali che rappresentano i lavoratori del corpo della polizia penitenziaria. A testimoniare una situazione che ormai ha raggiunto il limite sono i dati impietosi che riguardano le carceri. Negli istituti italiani sono presenti 54.000 detenuti a fronte dei 66.000 dell'anno scorso e in servizio ci sono 37.000 agenti di polizia penitenziaria. Solo questo dato fa chiaramente capire quanto sia delicata la situazione vissuta all'interno delle strutture. La Sicilia è la regione con una presenza maggiore di strutture penitenziarie rispetto alle altre, perché l'atto del mio insediamento nel 2011 erano 27, oggi sono 23. Le immagini che in Lombardia, per quanto più grande, sono soltanto 19 le strutture. Si è fatta un'opera di razionalizzazione, attraverso anche una serie di interventi di natura legislativa si è deflazionato il sistema penitenziario. Precedentemente vi erano 8.000 detenuti in regione, adesso sono soltanto 6.000. In più una serie di interventi di natura strutturale e di ammodernamento stanno consentendo di operare in condizioni migliori. La carenza di personale e le scarse condizioni di vivibilità sono così tra i problemi più grossi. A tutti devono essere garantite condizioni dignitose e invece ci troviamo davanti a una soluzione estremamente critica, a dati drammatici e a continui atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi. In Sicilia al 31 agosto le carceri ospitavano 6.100 detenuti. Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato più di 16.000 tentati suicidi e impedito che quasi 113.000 atti di autolesionismo potessero avere gravi conseguenze. Direi che è encomiabile il loro sforzo, la loro capacità di adattamento e del superamento delle problematiche anche in presenza di condizioni totalmente favorevoli, quali per esempio un ridotto organico rispetto alle reali esigenze. Quindi grande merito a loro. Gli agenti svolgono quotidianamente il servizio in carcere con professionalità, ma così non si può andare avanti, servono provvedimenti concreti, non si può lasciare solo al sacrificio e alla professionalità degli agenti la gestione delle quotidiane criticità delle carceri. Ma qual è la situazione presso l'Istituto Petrusa di Agrigento? Devo dire che le difficoltà sono innegabili, ma riusciamo ancora a rispondere grazie al senso del dovere, del sacrificio che va oltre ogni obbligo normativo del personale di polizia penitenziaria qui in servizio, che riusciamo a gestire, a dare sicurezza, ad assicurare ai cittadini quella necessaria, insomma, ed essenziale sicurezza per la città, che è poi il compito istituzionale della polizia penitenziaria.